questo concerto è avvenuto al Museo di Santa Caterina di Treviso, una tappa tra l'altro anche della rassegna Prosecco Classic Festival. Questo concerto è venuto anche con la collaborazione del Comune appunto di Treviso, l'assessorato alla cultura, è anche patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e fa parte anche della commemorazione dei 100 anni appunto della Grande Guerra 1915-2015. Bene, questo concerto un po' particolare si chiama dal titolo Il Dialogo, quindi il dialogo tra due nobili strumenti, due grandi e noti strumenti, che sono appunto l'organo e il pianoforte. Diciamo che questo sodalizio è venuto anche con un caro collega, Gianandrea Paoletta, grande organista veneto, molto conosciuto e naturalmente di indubbia poi qualità artistica perché credo che sia fra i più grandi organisti esponenti del panorama internazionale. Bene, allora andiamo subito ad ascoltare e sentire i primi 3 brani che sono dedicati alla Vergine poi tra l'altro Maria. In questo caso da un autore anonimo abbiamo Salve Regina, ed eseguito sempre dall'organista Gianandrea Paoletta, e poi abbiamo la canzone Sopra il bel e il bom e l'Hymnus all'Ave Maria Stella, seguita poi invece al pianoforte da una mia composizione dedicata appunto ed è un'Ave Maria a questa diciamo figura così appunto religiosa. Bene, con questo vi auguro intanto un buon ascolto e a sentirci dopo questi 3 brani.
E rientriamo in studio dopo aver ascoltato questi primi 3 brani, interpretati tra l'altro con una tecnica molto raffinata dall'organista Gianandrea Paoletta. Vi ricordo anche che quest'organo è un organo rinascimentale, quindi è una ricostruzione di questi organi appunto molto antichi, di fine 500-600, e hanno una cosa un po' particolare, che pensate che l'accordatura di questo strumento si dice appunto l'accordatura è mesotonica, cioè è composta di quinte, non solo giuste, ma addirittura quinte perfette, assolute. E quindi non è uno strumento semplice da suonare, e deve essere suonato anche appunto da esperti di musica antica. Bene, allora, dopo questa piccola nota così tecnica, vorrei ora passare a elencare gli altri 2 brani. Gli altri 2 brani che sono appunto di Gabrieli, una fantasia allegra, interpretata ovviamente all'organo da Gianandrea Paoletta, e una fantasia beethoveniana che ho scritto qualche anno fa sullo stile appunto Beethoven. In questo caso abbiamo la fantasia. La fantasia è una forma musicale, insomma, dice un po' anche la parola stessa, fantasia, e quindi ha una certa libertà in qualche modo formale. Ecco, quindi abbiamo unito queste due forme all'organo e al pianoforte. Allora andiamo ad ascoltare, e come primo pezzo appunto, la fantasia di Gabrieli, fantasia allegra, interpretata da Gianandrea Paoletta. Buon ascolto.
Bene, e allora proseguiamo con un altro brano di Girolamo Frescobaldi. Anche qui invece un'interpretazione veramente interessante a livello anche filologico di questo compositore rinascimentale, e andiamo ad ascoltare, sempre nell'interpretazione dell'organista Gianandrea Paoletta, andiamo ad ascoltare la toccata seconda, il capriccio pastorale e la bergamasca. Buon ascolto.
rientriamo in studio e proseguiamo con questo concerto che è avvenuto all'Auditorium Museo di Santa Caterina a Treviso. Vi ricordo sempre anche che questo fa parte della manifestazione di Prosecco Classic Festival. Ora c'è un brano un po' particolare di Isaac Albeniz, un brano che ho eseguito al pianoforte. Bene, quindi addirittura ci spostiamo però addirittura nel Novecento, perché Isaac Albeniz è un compositore che è vissuto a fine Ottocento e è un compositore spagnolo. E in questo tema invece abbiamo il tema dell'amore. Ma perché questa strana cosa tra musica rinascimentale e musica romantica? Ma forse proprio per questo che mettendo vicino questi due strumenti che sembrano molto lontani, in realtà sono, diciamo, uniti, perché voglio ricordare che l'organo è stato il primo strumento con la tastiera, che poi si è sviluppato anche nel cembalo, eccetera. E poi è nato il pianoforte. Che vi ricordo sempre che il pianoforte è nato in Veneto, a Padova, e il costruttore, l'inventore, è stato il noto e famoso Bartolomeo Cristofori, attorno al 1700-1701. Bene, e quindi l'unione, il sodalizio di questi due nobili strumenti fa poi pensare allo sviluppo nella storia della musica. Va bene, allora ascoltiamo questo pezzo di Isaac Albeniz dal titolo appunto Granada. Ecco, è diciamo, una melodia appunto romantica d'amore. Buon ascolto.
Proseguiamo questo concerto avvenuto appunto nell'auditorium della chiesa sconsacrata di Santa Caterina e proseguiamo invece tornando ancora a un tema diciamo più contemplativo e religioso, visto anche tra l'altro questa cornice splendida che è il Museo di Santa Caterina, che voglio ricordare sono conservati anche degli affreschi dedicati a Sant'Orsola, delle vere opere d'arte. E in questo caso andiamo ad ascoltare appunto le variazioni di Svelling per organo dal titolo È nato il bambino Gesù. E poi prosegue al pianoforte ed eseguirò una mia composizione, sono delle variazioni sul pensiero di San Francesco. Ecco, in questo caso prima avevamo la fantasia come forma musicale, invece adesso abbiamo appunto le variazioni. Le variazioni sono, diciamo, anche qui, perché no? Può essere anche detta fantasia, sappiamo bene che non si devono mai dare proprio delle etichette per quanto riguarda l'arte in genere, però in questo caso appunto un tema principale viene poi variato anche in varie tonalità dal compositore. Ecco, in questo caso c'è anche un pensiero, il Bambino Gesù e San Francesco, e come appunto dicevo prima la cornice di Santa Caterina per l'ascoltatore, va bene, fa sicuramente da stimolo alla vostra immagine, alla vostra fantasia. Bene, con questo ora vi auguro buon ascolto e vi ricordo che l'organista è sempre il bravissimo e un grande artista Gianandrea Paoletta. Buon ascolto.
rimanendo in tema, appunto, questo è dedicato a Gesù, no? C'è un bambino, infatti. Questo brano che eseguo l'ho scritto pensando a San Francesco, no? Assisi, quando ha costruito la Porziuncola. Allora c'era il vento, il freddo, eccetera, andava poi a pregare appunto Gesù, un bambino, anche la notte di Natale. E allora con questa, diciamo, questa rappresentazione di San Francesco come uomo molto profondo e legato alla natura, ho scritto questo brano, immaginando appunto San Francesco intento a costruire questa chiesettina in mezzo all'intemperie. Dimenticavo di dirvi che lo sto suonando tutto solo sui tasti bianchi, non su quelli neri, perché quelli neri sono forse i cattivi, quindi i tasti bianchi come purezza.
E da questi due brani che abbiamo ascoltato di carattere più contemplativo e religioso, passiamo invece ora a qualcosa di più terreno e andiamo ad ascoltare, sempre nell'interpretazione dell'organista Gianandrea Paoletta, il primo brano, Gagliarda prima e seconda, e poi un'altra mia composizione, anche questa una gagliarda, una seconda, Danza stregata. Beh, qui il tema effettivamente è grottesco, perché le streghe sono gagliarde o viceversa, ma direi una cosa importante. In questo caso sappiamo bene che la musica, sia rinascimentale che la musica anche attuale, fa sempre battere il cuore. Come fa a battere il cuore, voglio dire, la figura della meravigliosa della donna. E in questo caso, appunto, è diciamo la figura, in questo caso stregata, della donna, che fa stregare il cuore degli uomini, e in questo caso fa stregare noi artisti. Bene, con questo vi auguro un buon ascolto e ci sentiamo dopo i due brani. Anche poi ci vuole una particolare abilità per suonare un organo rinascimentale. Sappiamo che Gianandrea Paoletta è un grande organista e suona organi giganteschi.
questa musica poi c'è un po' che piccole armonie, eccetera. Prendiamo spunto per fare l'ultimo brano. Questo è un pezzo un po' grottesco, no? Che il titolo è appunto La Gagliarda, no? La Gagliarda è una danza antica, ma in realtà una gagliarda è anche una cosa un po', appunto, diciamo prima, così mi dà l'idea della strega, della befana. Infatti, mi fai sentire solo il registro della prima parte, la prima battuta. Sentite se c'è un po' di ghigno di strega o di befana, La Gagliarda. Adesso è tipo allora, facciamo questo pezzo, il nuovo brano, che appunto si intitola La Strega, visto che il 6 arriva la befana, diciamo befana non è la strega, sì, ma se porta anche il carbone, mi sa che più strega, la befana, la strega non lo so, ma vediamo. Ok, la strega.